Il 1° marzo si celebra il Cao Anno Veneto. Secondo la civiltà della Repubblica Serenissima, infatti, l'anno comincia proprio in questa data. Una consuetudine logica, peraltro, perché coincide con il primo concreto risveglio della natura dopo il lungo sonno invernale. Con questo calendario, inoltre, diventano più comprensibili anche i nomi dei mesi. Ecco allora che settembre è effettivamente il 7° mese, ottobre l'8°, novembre il 9°, dicembre il 10°. La tradizione, rimasta in uso fino all'invasione napoleonica, torna oggi a rivivere in tutto il Veneto con manifestazioni e festeggiamenti grazie alla passione e all'impegno di numerose associazioni culturali e di vari volontari. A Venezia la terza edizione del Cao Anno verrà celebrata sabato 4 marzo a Rialto in Pescaria sotto la loggetta che dà sul Canal Grande a partire dalle 17:30. Ad organizzare l'evento ben 6 realtà: Raise Venete, Venezia.com, Gruppo VSM, Next, Rialto Mio e Europa Veneta. Ricco il programma. Dopo una parte dedicata ai bambini, dalle 18:30, pillole di storia veneta, la presentazione delle associazioni organizzatrici e qualche stuzzichino. Non mancheranno delle sorprese come la premiazione dell'azienda più meritevole che ha supportato l'associazione stessa Raise Venete. Dalle 20 musica anni 80 con Spazio Zero Band e poi gran finale con il DJ set di GP from Venice VSI Crew. Domenica 5, appuntamento al Centro Vicinalis di Visnà di Vazzola con il Capodanno Veneto promosso dall'Associazione Culturale Le Terre Alte di San Marco nell'ambito della seconda edizione di Veneti in Festa. Dalle 10:30 prevista la conferenza di Alessandro Mocellin intitolata Veneti, chi siete? Poi dalle 12:30 il pranzo e a seguire intrattenimento musicale. Sempre domenica 5, l'Associazione Culturale Identitaria 16° Reggimento Treviso 1797, in collaborazione con l'Associazione Culturale A Parlada Veneta, organizza dalle 12 alle 16 pranzo più spettacolo al ristorante Damarin a Piovega di Piove di Sacco, in provincia di Padova. Un viaggio tra storia, musica e danza tra il Settecento e l'Ottocento veneto, con la partecipazione straordinaria dell'Associazione Culturale Incantarte e l'Associazione Danze Storiche Serenissime Danze. Buon Cao Anno a tutti!